ho scritto un mesetto fa su Repubblica di questo libro e avevo le spalle coperte, ero tranquillo perché insomma avevo il tempo di riordinare le idee, ordinare il discorso, perché davanti a un libro del genere, ancora più che davanti al volume sulle riviste che Claudio Salaris ha pubblicato 2 o 3 anni fa, davanti a un libro del genere davvero c'è da perdersi e qualche volta anche con un certo gusto, quella tecnica del perdersi di cui parlava Benjamin in quelle città che si conoscono. E, che il futurismo italiano avesse avuto una grande presenza nell'intero universo, forse nell'intera Europa, forse lo sapevamo, avevamo delle prove, ovviamente il discorso sulla Russia, sulla Francia vicina, erano stati già più sviluppati, ma intanto questo libro ci dice anche che il primo volume, che il primo saggio che mette in relazione il futurismo italiano e il futurismo russo viene pubblicato in Svizzera. Questo per dire una delle 1000 informazioni che il volume ci mette a disposizione. Però da questa idea più generale della grande diffusione del futurismo italiano nel mondo, Claudio Salaris ci dà le prove provate, ci presenta i dati tecnici e le filiazioni dirette, ce le spiega, anche quelle indirette che possiamo ricostruire, e ci fornisce soprattutto, che è la grande novità e la grande bellezza di un compendio, direi quasi enciclopedico, ci fornisce una ricchezza di informazioni che è un libro a parte, un libro nel libro, questa lettura trasversale, per esempio solo per immagini, di un godimento totale, perché è un libro che alterna uno sguardo anche accademico, perché è impensabile scrivere un volume di tal fatta senza questo tipo di impostazione, ma allo stesso tempo c'è il gusto collezionistico mutuato da Pablo Echave di raccogliere in un volume una serie di bizzarrie che la grafica del libro, a partire anche da quel manifesto di fondazione del 1909, aveva prodotto in giro per il mondo. Magari si conoscevano i volumi di Sendrale, le acrobazie di Apollinaire, ovviamente molto si conosceva, ma certo non fino a tal punto di quanto era avvenuto in Russia e nei territori, per esempio del Baltico, da Vilnius, a Vilnius, in Lituania, in Estonia. C'è una ricostruzione anche di queste avanguardie che un tempo la rivista S alla fine degli anni 70 aveva definito le avanguardie marginali, se mi ricordo bene, e in quelle c'ero anch'io con l'avanguardia ceca, il poetismo, il surrealismo, considerata marginale perché, soprattutto all'epoca, anche per scarse conoscenze sull'argomento, non si era pienamente ricostruita l'ampiezza di quelle singole avanguardie. Ecco, questo libro serve anche a fornire le coordinate per andare ancora avanti, ma intanto delle coordinate molto precise e, dicevo, particolarmente godibili. Cosa ci dà questo libro? Ci mette insieme intanto una serie, tra le 1000 cose che ci dà, non riuscirò certo a elencarle tutte, e ci fornisce intanto i dati i dati tecnici che ci permettono di toccare con mano proprio questa deflagrazione futurista d'inizio del 1909, dell'inizio degli anni 10, e che continua
con grande forza in tutti gli anni '20 e ancora negli anni 30. Credo il termine ad quem della collezione sia la morte di Marinetti, perché bisogna dare un termine. Me li sono segnati perché altrimenti è difficile l'immediata traduzione del manifesto del 1909 sulle Figaro. Già mi aveva stupito, esce il giorno prima a Parigi, il giorno prima che, scusate, il giorno prima che esca a Parigi già esce in traduzione a Bucarest, quindi il 19 febbraio del 1909. Poi a marzo, quindi il mese successivo, gli 11 punti centrali sono già tradotti in russo, un mese. Ad aprile esce in spagnolo a Madrid e contemporaneamente in spagnolo anche in Argentina, a Buenos Aires, tradotta poi la prima da Gómez de la Serna, un grandissimo organizzatore di cultura spagnolo e scrittore. La traduzione invece che esce in Argentina è tradotta dal poeta Rubén Darío. Il mese successivo, ad aprile, esce in croato il manifesto, a maggio in giapponese, il mese dopo in ceco, prima alcuni frammenti, poi tutti gli 11 punti, poi nelle Azzorre, a dicembre in Brasile e, fermiamoci un attimo, nel 1910 è tradotto in turco. Già questo mi aveva sufficientemente sconvolto. Un anno e già il manifesto è tradotto in tutte le lingue più importanti, ma soprattutto con coordinate le più impensabili, dagli Appennini alle Ande, davvero, come si potrebbe dire. E l'effetto è che, è stato già detto, ma è una cosa anche da ricordare, se vogliamo guardare ancora col distacco dei 100 e rotti anni da quel 1909, è Marinetti che, benché la cosa non fosse proprio un'invenzione sua, che dà l'avvio a tutta una proliferazione novecentesca dei manifesti. Ce n'erano stati un paio nel tardo Ottocento, ma era una cosa di minimo riscontro letterario, ovviamente. Da quando Marinetti pubblica il suo primo manifesto e poi a ripetizione tutti i manifesti che affrontano tutto lo scibile artistico umano, vale a dire le arti figurative, la letteratura, la musica, la scultura, siamo soltanto ancora siamo nel 1915 ancora più o meno, poi si arriverà alla ricostruzione, anzi anche quello prima, la ricostruzione futurista dell'universo che apre ancora di più il discorso, si arriverà alla danza, si arriverà al manifesto in difesa delle macchine, insomma elencarli è impensabile. Da lì non c'è più un raggruppamento artistico che si presenti in pubblico senza il proprio manifesto e anche senza un nome eccellente da sbattere in faccia al pubblico, come avrebbero detto i futuristi russi. E anche qua mi viene da pensare al primo manifesto catalano futurista, l'ultimatum futurista alle generazioni portoghesi del XX secolo, un manifesto futurista della lussuria, manifesto della poesia futurista che esce nel 21 a Varsavia. E ci torneremo un attimo sopra. La terra che forse conosco, le varianti futuriste che conosco meglio sono quelle ovviamente boeme, polacche e russe, ovviamente, per cui magari qualche piccolo riferimento lo farò molto. Però quello che mi interessava poi seguire, abbiamo citato una serie di manifesti esplicitamente futuristi. Però ovviamente non si ferma lì, la proliferazione è del concetto di manifesto. Io mi presento con le mie caratteristiche tecniche, che poi saranno per esempio per i surrealisti anche ragioni di aperto, violento dissenso interno, insomma spiego le ragioni del mio essere come non era mai stato. Se c'era si pensano ai discorsi teorici, non lo so, di un Kandinsky sull'arte astratta, non erano precisazioni, erano ricostruzioni del suo modello di pensiero, ma non erano dei punti oltre i quali, cioè dei punti che
unendoli come nei giochini dei settimanali di enigmistica si ricostruisce il profilo del manifesto, ma sono anche i termini estremi oltre i quali non bisogna andare, perché altrimenti si è fuori da quel preciso movimento. Quindi abbiamo per esempio, per citarne ancora alcuni, il manifesto del signor Antipirin, per cui già i dadaisti nel 16 incominciano a finire preda della malattia, la malattia del manifesto. Abbiamo ovviamente poi gli altri manifesti Dada, abbiamo il manifesto estridentista in Messico, abbiamo un manifesto antiartistico catalano che è già della seconda metà degli anni '20, firmato anche da Salvador Dalí, e abbiamo i manifesti del poetismo in Boemia, ma siamo già nel 28 perché, e qui ci rilacciamo ancora al discorso che prima è stato fatto sulle negazioni dei debiti, è stato citato Tzarà, che aveva definito Marinetti un cadavere quando Marinetti andò, se mi ricordo bene, nel 14 a Londra. E però 20 anni dopo, anzi forse 22, riconosce i debiti, riconosce l'importanza dello snodo futurista, scusate, per la poesia, per le arti in generale del Novecento. La stessa cosa avviene, per stare in un ambito più vicino alle mie esperienze dirette, avviene in Cecoslovacchia, in Boemia, nella parte boema, con Karel Teige, grande teorico, che riconoscerà in questo... No, non c'è più, scusate, c'era prima un numero della rivista Red del 29 con una bellissima presa in giro, lo vedo, una bellissima presa in giro di Marinetti fatta da Adolf Hofmeister. In quel 1929 Teige riconosce la grandiosa importanza del futurismo per tutta l'avanguardia europea, la sua visione essenzialmente europea e anche ovviamente ceca, ma nel 22, quando pubblica il suo primo intervento su Marinetti, all'epoca della tournée del dicembre dell'anno precedente, il dicembre del 21 a Praga, quando vengono messe in scena 13 opere sintetiche del teatro futurista. All'epoca la presa di posizione di Teige, rappresentante della generazione dei ventenni, dei ventunenni, in quel momento è di netto rifiuto, sì, di un piccolo riconoscimento, ma un netto rifiuto del futurismo, anche e soprattutto, e sarà questa una delle ragioni di gravi dissensi in tutti gli anni '20 nei riguardi del futurismo. C'è questa posizione politica di Marinetti che sarà determinante anche per la sua ricezione nei suoi fondamenti artistici, nei fondamenti più tecnici, perché il futurismo voleva essere questo, è il primo movimento che parla esplicitamente di tecnica e di tecnica in tutte le varianti possibili delle arti. Allora, come vedete mi sto perdendo nel labirinto del volume di Claudia Salaris, ma è quello che succede ad entrarci. Parlavamo di presenza, prima abbiamo citato il manifesto della poesia futurista, esplicito, proprio sembra pubblicato dalle edizioni milanesi di Marinetti, si chiama proprio così, ed è una delle ricezioni più esplicite proprio del futurismo, e ci dà anche il polso di una delle due possibili, perché su Marinetti c'erano solo due possibilità con Marinetti: o lo si accettava in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua fantasia, in tutta la provocatorietà e però anche la genialità di quelle sue proposte, oppure lo si rifiutava. Abbiamo visti Teige nel 21, Ezra Pound nel 14, altri
Apollinare avrà una posizione più ambigua e sarebbe il caso di ricostruirla, non certo adesso. E mi piaceva invece leggere 3 righe del manifesto, di questo manifesto, che è estremamente futurista. In Polonia addirittura sorgono 2 gruppi futuristi nella seconda metà degli anni 10, una a Cracovia e una a Varsavia, poi si uniscono e hanno a tal punto introiettato questa idea, una delle idee fondamentali del futurismo, questa della velocità, questa del movimento, che è poi anche uno degli elementi che contraddistingue il movimento futurista, soprattutto la pittura futurista rispetto alla pittura cubista, che costituì uno degli snodi delle polemiche subito dopo la pubblicazione del primo manifesto e ovviamente dei manifesti di pittura e scultura che seguono come i primi al manifesto di fondazione. E allora dicevamo che hanno a tal punto introiettato che pubblicano una rivista futurista di un sol giorno. Questo è il titolo di questa rivista, siamo nel 21 e su questa rivista, siamo nell'autunno del 21, esce un messaggio al popolo polacco in relazione all'immediata futuristizzazione della vita, e all'interno un esplicito manifesto sulla poesia futurista che dice, questo è quello che ci interessa proprio perché ci dà il polso sulla posizione che il futurismo ha in quel momento in una importante cultura europea come quella polacca, della quale ovviamente all'inizio si era detto trascineremo via con le carriole da piazze, giardinetti e vie le mummie rinsecchite dei Mickiewicz e degli Slovatsky, ma questo rientra ancora nelle parole d'ordine. Però quello che dice al secondo punto di questo manifesto: mentre vengono realizzate imprese gigantesche, riteniamo superfluo e fuori luogo introdurre nuove denominazioni. Esaltiamo quasi fosse uno stendardo il nome di quel manipolo che per primo, 15 anni or sono, lanciò gli slogan della battaglia che noi oggi portiamo a termine e ancora una volta ci conferiamo il nome di futuristi. E ancora, tra i vari punti, ma per dire come concretamente, ancora negli anni 20, alcune parole d'ordine valgono nella concretezza, cancelliamo la frase, in suo luogo dense, aspre e coerenti composizioni di parole. E ultimo punto, 12°, avremmo avuto 11 come nel manifesto futurista, ma non c'è coerenza nel mondo. Il valore assoluto di un'opera d'arte oscilla tra le 24 ore e il mese. Poi con un po' di autoironia aggiungono: in un paese come il nostro, dove si vive tutto così lentamente, procrastiniamo detto termine a 1 anno. È bello almeno che ci sia un po' di ironia, ma qui per dire qual è l'immagine che del futurismo si ha all'inizio degli anni 20, quindi più di 10 anni dopo la pubblicazione del manifesto fondante e poi tutto il resto. Cos'era però il futurismo? Il mio discorso sarà magari un po' non generico, però cercherà magari di affrontare più da lontano ancora per pochi minuti, delle tematiche più generali.